Benvenuti a una nuova puntata di Pagine Sarde. Oggi abbiamo qui con noi un editore sardo, un editore di Sassari. Nato a Sassari, classe 1969, abbiamo con noi Simone Poddighe. Benvenuto Simone intanto. Grazie. Simone è qua per raccontarci la sua esperienza di editore all'interno di una casa editrice fondata nel 1999, la casa editrice è Mare Nostrum, una casa editrice che parla di libri, naturalmente racconta tanti libri, ma soprattutto racconta del mare, racconta della terra sarda. Sarà lo stesso Simone anzitutto a raccontarci qual è stato il suo percorso, cosa l'ha portato a sfidare il mondo dell'editoria con questa casa editrice e poi tutto il percorso che ne è seguito. Prego Simone, intanto come è iniziato? Prima di tutto una laurea in filosofia? Sì, sono laureato in filosofia e contemporaneamente, un poco prima della laurea, ho fondato la Mare Nostrum editrice nel 1999. Prevalentemente questa passione scaturisce dall'amore per il mare e per i libri anche. Quindi la casa editrice ha aperto con una rivista di nautica della Sardegna. Da questa rivista di nautica della Sardegna poi sono andato avanti e sono iniziate le guide turistiche, contemporaneamente anche l'online con marenostrum.it e la cartografia, le fotografie, sempre con la Sardegna come tema principale. E il mare è relativamente a quello che anche gli aspetti culturali dell'ambiente, quelle che sono diciamo le tantissime caratteristiche peculiari della nostra isola. Abbiamo capito che intanto l'amore, la passione per il mare è alla base di tutto questo progetto che ormai ha superato i 10 anni di vita, ma quando è che è arrivata l'idea di fondare una casa editrice? Quali erano i suoi propositi? I propositi erano quelli di continuare a lavorare nell'ambito della passione per il mare, quindi delle barche, dell'ambiente, e quindi avendo una rivista di nautica diciamo, pensavo di continuare a occuparmi di mare e di ambiente. Me ne sto sempre occupando chiaramente, però forse molto più in ufficio che al mare, in redazione diciamo, però sicuramente mi dà l'occasione di continuare a vivere il mare, l'ambito culturale della Sardegna, i libri, queste passioni, diciamo che sono fortunato da questo punto di vista, cioè faccio un lavoro che mi piace. Ecco, questo vivere il mare viene fuori prepotentemente anche nelle sue stesse pubblicazioni, perché Mare Nostrum ha anche 4 sue pubblicazioni che come autore portano il suo nome e in particolare le prime 2 pubblicazioni sono raccolte di immagini che lei ha raccolto, quella in Sardegna in diversi anni, le ha poi raccolte in dei piccoli libri e poi li ha pubblicati e diffusi. Intanto sono delle immagini bellissime, quindi complimenti. Lei è un autodidatta o ha fatto dei corsi di fotografia? Sono un autodidatta, una passione che nasce sin da piccolo. Però ho avuto una grande palestra, nel senso che comunque come casa editrice avevo occasione di parlare, di confrontarmi con i tanti fotografi che ci fornivano le immagini. Quindi anche nella selezione delle fotografie di altri fotografi diciamo che l'occhio si è allenato nel poi fotografare, più che altro ho fotografato per esigenze di redazione, perché le moltissime immagini che ho scattato in questi anni le ho scattate anche per coprire
diciamo, dei buchi di redazione, per cui serviva comunque una base di archivio fotografico. Poi da questa base, che è diventata infinita, perché stiamo parlando di decine di migliaia di scatti, alla fine poi diciamo, mi è piaciuto tirar fuori una piccola selezione di immagini scattate da me. Certo, immagini, ribadisco, bellissime, vi invito tutti ad andare a vedere gli splendidi scatti di Simone Puddiche. A volte si dice che un'immagine racconta più di 1000 parole. Ecco, queste sue immagini che cosa vogliono raccontare? Anche la scelta, la posizione che occupano nel libro, raccontano una storia? Le storie che raccontano sono tantissime, ognuna racconta una storia. Però devo dire che la storia principale rimane quella della Sardegna come unicità, come isola continente, se vogliamo citare la tradizione, però veramente la varietà che quest'isola ci dà, l'occasione di vedere paesaggi talmente diversi uno dall'altro che sembra di essere in luoghi totalmente diversi, e tutto ciò che ci offre anche dal punto di vista culturale e tradizionale, con la diversità che ci dà come tradizione, pensiamo tra un paese e l'altro, le differenze che ci sono nei dolci, nei vestiti, nella musica, in tantissime cose. Questo un pochettino cercano di raccontare queste immagini. Le altre due pubblicazioni invece sono due guide nautiche. Oltre a una grande passione, lei ha una grande esperienza con le barche e con il mare. In particolare c'è uno portolano, giusto? Ho detto bene? Sì, c'è un portolano della Sardegna che quest'anno è la sua quarta edizione. Io vado in barca, navigo da più di 30 anni e ho avuto occasione di girare tutta la Sardegna. Questo portolano dà delle indicazioni a chi vuole visitare la Sardegna in barca e in particolare fargli scoprire quelle che sono le caratteristiche delle nostre coste, oltre a cercare di farli navigare in piena sicurezza. Allora, come casa editrice, se volevo, diciamo, fare azienda, nel senso di fare impresa, era necessario ampliare gli argomenti. Quindi dalla nautica siamo passati in generale al turistico in genere, quindi ci occupiamo anche non solo delle coste, ma anche dell'interno dell'isola, ci occupiamo di tutta l'isola e questo è stato necessario per poter proseguire in una casa editrice che potesse prosperare negli anni, quindi continuare ad avere la possibilità economica di pubblicare e di diventare più grande. Questo è uno degli aspetti fondamentali per poter fare editoria in Sardegna. Nel senso che siamo molto pochi, perché sappiamo che siamo 1,5 milioni circa, è vero che abbiamo tanti turisti che vengono da noi durante l'estate, però il mercato editoriale è abbastanza limitato. Quindi bisogna cercare di trovare delle pubblicazioni di qualità intanto, con delle nicchie di mercato e quindi degli argomenti particolari che ci diano l'occasione di far partecipare gli appassionati e fornirgli delle pubblicazioni, degli approfondimenti, delle notizie sempre più precise e valide che possano aiutarli. Questo è stata una necessità, questo sviluppo in senso ampio nel turistico. Parliamo anche un attimo di numeri a proposito di crescita. Mi corregga naturalmente se sbaglio le cifre, ma in circa 10 anni di lavoro parliamo di 3 milioni di copie di libri pubblicati e 7.000 guide, cartine. Sì, 7 milioni di cartine. 7 milioni di cartine. Sì, questo è stato possibile perché abbiamo avuto come casa editrice tanti canali sui quali distribuire e tanti
diciamo, tante varietà di offerta, quindi la possibilità di andare in libreria con dei libri con prezzo di copertina, andare in free press con delle pubblicazioni legate prevalentemente al turistico, quindi con le aziende che si occupano di turistico, che compravano le copie, quindi una certa quantità di copie, quindi non un unico cliente, cioè non un cliente che comprava solo una copia, ma un cliente che comprava tante copie, che poi a sua volta distribuiva, una sorta di rete per poter distribuire tanto. Le cartine per esempio funzionano in questo modo qui, quindi abbiamo a tutt'oggi circa 200 clienti che sono a loro volta 200 punti vendita o 200 distributori di cartine, però a noi le comprano in quantità di 1000, 5000, 10.000, quindi questo ci ha dato la possibilità di fare questi numeri qui. Mare Nostrum che impegno richiede? Totalizzante. Sì, è un impegno importante perché le risorse sono sempre poche, quindi ci sono sempre un po' di problemi, diciamo, dal punto di vista aziendale, nel senso che problemi intesi che c'è tanto lavoro, quindi bisogna dedicarsi molto e bisogna seguire le cose bene, teniamo presente che comunque siamo in un'isola, sembra così, oggi sembra con internet, i collegamenti online, però in realtà c'è il mare di mezzo tra noi e molti dei servizi che sono necessari per un'azienda che opera in Sardegna. Veniamo un attimo al sito, perché Mare Nostrum è una casa editrice, ma c'è alle spalle anche un sito, il marenostrum.it, che invitiamo naturalmente i nostri telespettatori a visitare perché è uno sito molto carino per tutti, non solo per quelli che vivono fuori dalla Sardegna, ma anche per i sardi stessi. E in realtà Mare Nostrum è un network che apre diverse strade. Poi abbiamo fatto riferimento alle guide, ai libri naturalmente, alle cartine. Il sito è nato insieme alla casa editrice, ci diceva. Sì, il sito è nato nel 1999, è stato registrato il dominio marenostrum.it lo stesso anno in cui ho aperto la casa editrice. È un sito che in questo momento è un vero e proprio giornale, è stato registrato in tribunale come testata giornalistica, di cui io sono il direttore, e si occupa prevalentemente di eventi, quindi di appuntamenti in tutta la Sardegna, in tutti i comuni della Sardegna, e da un altro lato è una vera e propria guida turistica, quindi dà la possibilità al navigatore di organizzare quelle che possono essere non so, un concerto, una sagra, un festival, e quindi organizzarsi sul come muoversi con un vero e proprio calendario di appuntamenti. E dall'altro può scegliere anche le strutture sul territorio, i servizi in generale. Questo tipo di servizio riusciamo a offrirlo anche perché l'impostazione di questi ultimi 2 anni è proprio segue la linea diciamo internazionale del giornalismo partecipativo, quindi del citizen journalism, che oggi è visto come una delle alternative a quelle che possono essere le problematiche dell'editoria in generale. Su marenostrum.it si sono iscritti 800 reporter in questo momento che ci danno la possibilità e ci forniscono informazioni sugli avvenimenti in generale, oltre a fornirci anche delle recensioni su questi avvenimenti. Questo un po' aiuta noi come redazione per riuscire a coprire bene quelle che sono le date dei moltissimi appuntamenti che ci sono in Sardegna, e allo stesso tempo dà la possibilità a chi organizza gli eventi di pubblicizzare gratuitamente il loro evento, perché loro possono inviarci il fatto che in una certa data organizzano un evento, noi lo pubblichiamo in maniera gratuita, quindi abbiamo il contenuto noi e loro hanno la visibilità gratuita. Quindi questo è uno scambio per poter dare maggiori informazioni in generale al lettore e al navigatore.
come diceva poco fa, uno scambio anche abbastanza legittimo in un momento di difficoltà per il mondo dell'editoria in generale, momento in cui dandosi una mano probabilmente si riesce ad affrontare le difficoltà di questo settore, no? Sì, la rete, come sappiamo o come speriamo, probabilmente è uno degli strumenti più democratici che il mondo occidentale ci ha fornito in questi ultimi anni. Sicuramente questo dà la possibilità di aiutarsi l'un l'altro e questo dà la possibilità anche di ricevere informazione diretta, per esempio, cioè di non essere filtrata troppo dalle redazioni o comunque dai tagli che una redazione può dare a una certa notizia o a un certo evento, per esempio, a una recensione di un evento. Questo crea anche dei pericoli, chiaramente bisogna stare attenti nella selezione delle cose, però è la direzione verso cui sta andando molto del mondo editoriale online. Ecco, parliamo proprio del mondo editoriale online. Pagine Sarde è un programma sull'editoria, quindi è giusto affrontare anche il tema. C'è un passaggio in questo momento, un passaggio molto attuale, si parla di passaggio quasi obbligatorio dal cartaceo al web. Qual è il suo punto di vista rispetto a questo tema? Prevalentemente le motivazioni che stanno portando a questo passaggio sono motivazioni legate all'economia, legate ai costi che la carta rispetto al web ha. Stiamo parlando di 1 a 100, 1 a 200, quindi sono talmente sproporzionati che oggi fare un libro di carta o fare un libro in digitale hanno una differenza abissale. La carta probabilmente rimarrà, continuerà indubbiamente e tutti ce lo auguriamo, fermo restando che rimarrà una carta di qualità, cioè piccole tirature di qualità molto ben fatte, dove molti argomenti verranno trattati in maniera molto specifica, però con tirature basse, quindi piccole tirature, lettori appassionati a cui piace l'oggetto, che desiderano continuare a leggere sulla carta e che sono disposti a spendere un pochettino di più. Per quanto riguarda l'online è un mondo tutto da scoprire, oggi non lo sappiamo cosa succederà assolutamente, cosa ci aspetta questo non lo sappiamo, però sicuramente è un momento affascinante, è sicuramente un momento in cui ci sono tante cose nuove, tante possibilità nuove, addirittura gli autori possono direttamente pubblicare. Vero è che poi pubblicano e la visibilità che possono avere è un po' diversa da quella che gli può dare un editore. E anche questo è pericoloso. E anche questo è pericoloso. Però sicuramente si sono accorciate le distanze tra lettore e autore, secondo me, e il web dà queste possibilità. È un periodo entusiasmante, direi, da questo punto di vista. Bisogna cogliere l'occasione di stare sul web. Arrivavo proprio a dire questo, che cogliendo l'occasione Mare Nostrum risponde alle esigenze dei suoi clienti, chiamiamole così, proponendo anche delle applicazioni molto moderne, molto contemporanee per smartphone e tablet. Sì, sì. Questi ultimi 6 mesi abbiamo fatto un accordo con Prossima Isola, che è una società sempre di Sassari che si occupa in particolare di digitale e ci ha fornito delle application per proprio il sito di Mare Nostrum, quindi un'application nella quale uno è costantemente informato sugli appuntamenti e sui servizi che può trovare in Sardegna. Rimaniamo sempre sull'online, continuiamo, diciamo, a promuovere le qualità di marenostrum.it.
Vi ho detto, ho invitato i sardi giustamente a visitare questo sito, perché in realtà anche per i sardi è un'ottima occasione di conoscere in anteprima eventi e appuntamenti in generale. Difatti in questo sito potete trovare, ve ne elenco solo alcuni eventi, notizie, naturalmente turismo, foto, video, sagre, feste, guide, enogastronomia, cultura, cinema, teatro, sport, ambiente. Sicuramente stiamo dimenticando qualcosa, però è per far capire la varietà che propone Mare Nostrum, e marenostrum.it ha dei servizi particolarmente carini, perché all'interno del sito vi sono due piccoli motori di ricerca. Nel primo è sufficiente per sapere un appuntamento, un evento possibile da visitare in Sardegna, scrivere semplicemente dove e quando. Sì. È un motore di ricerca che dà la possibilità di inserire la data, che so, di sabato prossimo e vedere cosa c'è sabato prossimo, per esempio a Olmedo, a Sassari, ad Alghero, a Cagliari, dove si vuole, o in tutta la Sardegna. Allo stesso tempo c'è un altro motore di ricerca che propone invece vacanze o servizi relativi alle vacanze, relativi a un soggiorno in Sardegna, e per questo è necessario scrivere cosa nel motore di ricerca? È un motore di ricerca nel quale ci sono dei menu a tendina, per cui sono elencati tutti i servizi che possono essere trovati in Sardegna, diciamo dal dormire, mangiare, al noleggio, e selezionati per comune, per esempio, se si vuole, e vengono fuori quelli che possono essere delle attività che forniscono questi servizi. Rimaniamo sempre nel web. In realtà relativa alla sua attività ci sono altri due siti, e vediamo il primo, il portolano.it. Di cosa si occupa? Il portolano.it è un portolano di tutta Italia, rivolto in questo momento alla Sardegna in particolare, dove l'esperienza del portolano cartaceo di Mare Nostrum si è rinnovata e innovata nel portolano.it. È un vero e proprio servizio online, visibile anche dai tablet, dagli smartphone, quindi è molto attuale e molto innovativo. L'altro sito è abbastanza attuale, credo che la nascita sia di quest'anno, ed è zelindo.it. Ce lo vuole raccontare, perché in realtà ovviamente è relativo alla sua attività, però in questo aspetto ci spostiamo un attimo dalla Sardegna. Sì, dopo l'esperienza di marenostrum.it, soprattutto degli ultimi 2 anni, cioè della testata giornalistica che abbiamo portato avanti e del progetto giornalismo partecipativo, l'iscrizione di 800 reporter all'interno di marenostrum.it ci ha fatto riflettere, e abbiamo messo su il progetto di zelindo.it, che è una replica in sostanza dell'esperienza di Mare Nostrum a livello nazionale. Quindi ci occupiamo in particolare di appuntamenti in tutta Italia, sempre relativi agli argomenti musica, sagre, festival, mostre, musica, cultura, in generale cosa fare nel tempo libero. Che riscontri hanno questi siti? Allora, Zelindo è partito a gennaio, lo stiamo curando molto, nel senso che stiamo seguendo l'evoluzione, stiamo contattando in tutta Italia gli uffici stampa di quelli che sono i maggiori organizzatori degli appuntamenti, e abbiamo in questo momento già 90 reporter iscritti. 90 reporter vuol dire che abbiamo 90 uffici stampa, persone, privati, artisti, autori che si sono iscritti per inviarci mano a mano che organizzano eventi, appuntamenti, presentazioni, concerti. Avete intenzione quindi di ampliare questo progetto? In realtà è un progetto in crescendo? È un progetto che rispetto al ritmo che ha preso in questi mesi, credo che avremo delle sorprese, credo che verrà fuori un bel giornale online a livello nazionale.
avremo modo insomma di sentirglielo raccontare magari in una prossima puntata di Pagine Sarde. Ci racconterà che riscontri nuovi ha avuto Zelindo.it. Facciamo un attimo riferimento, torniamo al cartaceo per un attimo, così possiamo concludere la nostra chiacchierata, perché comunque io ho fatto cenno all'inizio a quelle che sono le sue pubblicazioni in generale, ma in realtà Mare Nostrum ospita tantissimi autori sardi, no? che raccontano di Sardegna attraverso le immagini o la loro esperienza. Sì, abbiamo pubblicato vari autori, sempre in ambito turistico, nautico e ambientalistico. Sono appassionati di Sardegna, sono autori spesso molto, che conoscono molto bene la materia di cui parlano, sono persone che danno tutto proprio per l'amore per la Sardegna, cercano di trasmetterlo sia ai propri conterranei sia a quello che può essere un pubblico nazionale e internazionale. Ecco, a proposito di pubblico internazionale, sicuramente la Sardegna è un'isola tanto visitata non solo da italiani ovviamente, ma da tantissimi stranieri. Ecco, gli stranieri hanno dei servizi proposti da Mare Nostrum rispetto alle guide, ai libri? Abbiamo la maggior parte dei nostri libri sono in italiano e in inglese. Quindi già in un unico volume hanno le due lingue, o se no alcuni dei libri, quelli più importanti, più voluminosi, abbiamo dovuto fare delle edizioni separate, quindi inglese e italiano. Ci limitiamo all'inglese purtroppo perché fare altre lingue diventa molto oneroso e molto complesso. Quindi preferiamo cercare di farne una fatta bene. Immagino, certo, vabbè, ma insomma l'inglese tutto sommato va sempre bene, sì, no? in qualche modo. Sempre a proposito delle pubblicazioni, progetti per il futuro, c'è qualche nuovo autore che proporrete nei mesi a venire? Abbiamo tanti progetti nel cassetto, tanti volumi nel cassetto. Diciamo che sono 2 o 3 sicuramente verranno fuori entro fine anno e ci occuperemo anche di letteratura perché abbiamo 3 collane, i Graniti, i Fari e i Gozzi. Sono una collana di guide in generale, una collana di prevalentemente di fotografia, immagini e una collana di testi e diciamo entro fine anno, quindi in questa collana usciranno in particolare anche delle opere di letteratura. C'è già qualche pubblicazione nei Gozzi? Sì, c'è una pubblicazione che diciamo che è un best seller, è la seconda edizione, sì. La prima è uscita nel 2001 ed è stato esaurito ed è un libro di Luigi Scotti, Navigare a vela latina, è un libro specialistico però in particolare perché si occupa della tradizione marinara sarda. Beh, molto interessante, capiamo perché è un best seller, perché sicuramente è originale e vale la pena anche per quelli che non sono cultori del mare, diciamo, diciamo tipo me che è parecchio ignorante rispetto a questo tema. Vedrò anch'io di leggerlo. Bene, io la ringrazio, però prima di chiudere la nostra chiacchierata, come sempre chiedo al nostro ospite se vuole suggerire una lettura. Volentieri. Abbiamo parlato di web, abbiamo parlato di libri digitali e quindi abbiamo parlato di attualità. In realtà vorrei suggerire un libro che è un libro della CUEC, è un libro di Antonio Muraena, Memorie del tempo di Lula. È un libro probabilmente non è un libro digitale, però dà la possibilità di riflettere sulla Sardegna, sul fatto che abbiamo tantissimi comuni in Sardegna, quindi piccole comunità, e qui Antonio Muraena racconta molto bene quella che è stata la sua infanzia a Lula e in particolare riflette in generale su quelle che sono la vita, le prospettive e tante problematiche che sono sicuramente anche oggi molto attuali.
Bene, io la ringrazio per essere stato nostro ospite, le faccio naturalmente un grosso in bocca al lupo per Mare Nostrum, marenostrum.it e gli altri siti di cui si occupa, le faccio i complimenti per la sua attività e per la profonda passione che la accompagna sempre. Io ringrazio anche le Messaggerie Sarde che oggi ci ospitano e che ci hanno voluto consigliare oggi un autore classico e straordinario della narrativa sarda, che è Salvatore Niffoi, con il suo nuovo libro Pantumas. Io questa volta non vi voglio svelare niente della trama di questo nuovo libro di Niffoi, perché credo che incuriosirà un po' tutti la splendida scrittura di questo nostro caro scrittore. Vi leggo solo cosa dice una grande giornalista italiana, che è Daria Bignardi, nella prefazione di questo libro. Salvatore Niffoi è una persona giovane e antica, contemporanea, arcaica, divertente, affettuosa, magica, uno dei pochi che ha sempre il coraggio e la voglia di andare al fondo delle cose. Non avrei potuto dire meglio di questo bellissimo autore, perciò vi invito a leggerlo. Ringraziamo ancora le Messaggerie Sarde, ringraziamo Simone per essere stato con noi. Io vi do appuntamento alla prossima puntata di Pagine Sarde.